Buongiorno a tutti. Faccio solo una parola iniziale, poi iniziamo a lavorare. Io sono molto contenta di essere qui oggi e ringrazio sia l'invito a questa giornata di formazione e anche, come dire, di collegamento tra l'università e il territorio e tra l'università e i professionisti che lavorano sul territorio, perché io sono molto convinta del fatto che come istituzione universitaria noi non possiamo essere avulsi dal contesto in cui formiamo i futuri psicologi, formiamo i futuri professionisti che lavoreranno con i pazienti nel territorio veneto e anche in altri territori. L'Università di Padova è ancora un punto di riferimento importante per tutto il territorio nazionale. E poi sono molto contenta e ringrazio i colleghi del tavolo del welfare per i minori al quale il mio dipartimento, il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo, aderisce, perché ci stanno dando una grande opportunità di apertura a queste tematiche, di cooperazione, di confronto, e perché personalmente, aderendo a questa campagna, noi abbiamo fatto una mattinata aperta agli studenti, abbiamo avuto una grande partecipazione e come dire, abbiamo avuto anche l'occasione di raggiungere i giovani, perché una delle cose di cui noi stiamo parlando e parleremo oggi sono bambini e giovani che vivono in condizioni disagiate, vivono in condizioni al confine delle possibilità di uno sviluppo sano. Però io ho anche la speranza nell'idea che noi stiamo anche formando giovani per il futuro, giovani psicologi, giovani assistenti sociali, educatori, che saranno le persone che ben formate, ben strutturate, anche forse grazie al nostro lavoro, alla nostra collaborazione, potranno andare meglio di noi, fare meglio di noi. Quindi insomma sono molto contenta di essere qui e vi ringrazio. Detto questo, vi presento quello che ho pensato di portarvi. No, questa è la definizione di maltrattamento, è la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e io la vedrei ancora più ampia, nel senso che per maltrattamento noi intendiamo tutte le condizioni che mettono a rischio la salute fisica o psicologica dei bambini e anche, mi viene da dire, di tutti coloro che non sono nella condizione esistenziale, evolutiva, sociale, culturale di potersi proteggere o di poter chiedere protezione o di potersi difendere. Io la vedo come una definizione molto ampia, quella di maltrattamento, e di più, con alcuni colleghi stiamo molto riflettendo sul fatto che forse non dobbiamo più soltanto occuparci di bambini già nati, ma che ci sono tutta una popolazione di bambini non ancora nati che sono già in utero sottoposti a forme varie di maltrattamento. Io da molti anni lavoro con le mamme tossicodipendenti, dove siamo anche in un tema di maltrattamento biologico del bambino, ma ci sono anche altre forme, mamme maltrattate, donne incinta maltrattate mentre aspettano un bambino. Quindi abbiamo bisogno anche di ampliare il tema del maltrattamento e questo complessifica ancora di più le cose. Pochi dati, perché le colleghe che mi seguiranno, la collega che mi seguirà porterà dati importanti. Mi colpiva questo rapporto del National Child Traumatic Stress Network degli Stati Uniti del 2010, sono 5 anni fa, però insomma è ancora attuale. Ogni anno negli Stati Uniti noi abbiamo a che fare con 5 milioni di bambini che sono vittime di qualche tipologia di maltrattamento. 5 milioni di bambini sono un numero impressionante, sono, come dire, una quantità che mi ha colpito, no? Perché noi pensiamo sempre ai bambini maltrattati, ma quanti sono? Sono tanti, sono tantissimi. E in linea generale comunque il 30% dei bambini, il 30% della popolazione è esposto a maltrattamenti o trauma prima dei 3 anni di vita. Quindi in un'epoca molto precoce della vita, in un'epoca in cui molti giochi sono ancora da farsi e già le condizioni di vita di questi bambini sono così critiche, così al limite. Quindi questo per dirvi, ecco, che le ricerche, la ricerca a livello internazionale ci dice che dal 40 al 68%, quindi una grande parte della popolazione, di tutta la popolazione, trasversalmente, sia nei campioni di bambini sia nei campioni di adulti, come dire, ha sperimentato nell'arco della sua vita un evento, almeno un evento potenzialmente traumatico, quindi un evento che l'ha messo, come dire, che ha messo l'individuo a contatto con il pericolo. E diciamo che il 37% sono stati esposti a più di uno di questi eventi. Quindi vuol dire che questo è un tema che tocca anche noi, no? Perché se stiamo dentro a queste forbici fino al 70% vuol dire che non è solo un tema per cui esistono i bambini maltrattati, esistono i bambini traumatizzati, ma che tutti noi siamo esposti a eventi potenzialmente, come dire, traumatici, estremi, e quindi è un tema centrale non solo nell'infanzia ma anche in tutto l'arco della vita.
Non vi parlo, ecco, di cosa stiamo parlando quindi? Stiamo parlando del fatto che un alto numero di bambini, di minori, è esposto a esperienze traumatiche o potenzialmente traumatiche, che sono spesso, quasi sempre, continuative nel tempo e generate, connesse, legate agli adulti di riferimento. Cioè qui noi non stiamo parlando di bambini che casualmente si imbattono in un evento brutto della vita. Stiamo parlando più spesso del fatto che i bambini all'interno dei nuclei familiari, all'interno dei contesti in cui crescono vicino ad adulti che non solo non sanno prendersi cura di loro, ma che sono causa, origine del traumatismo, del maltrattamento ai quali il bambino è esposto. Quindi questo è un tema centrale, e anche quando gli eventi traumatici o l'evento maltrattante è casuale, gli studi ci dicono che soprattutto nell'infanzia e nell'adolescenza significa che c'è un sistema familiare, un sistema sociale che non ha tenuto sulla protezione del minore. Quindi la casualità dell'evento è comunque connessa ad un sistema di protezione che non sta funzionando. Cioè è più facile essere maltrattati da un estraneo se si è appartenenti a un nucleo familiare già povero di protezione. Okay? Quindi si aggiungono fattori di rischio a fattori patogeni. E quindi il bambino che è posto di fronte a questo tipo di esperienza si trova ad affrontare precocemente due condizioni centrali sulle quali io cercherò di parlarvi nella massima parte del mio intervento. L'esposizione alla paura, perché questo è il tema, la paura, e l'esposizione al paradosso, ad una condizione che è paradossale, sia da un punto di vista cognitivo, sia da un punto di vista affettivo-relazionale. Cioè il paradosso è qualcosa che cognitivamente la nostra mente non sa elaborare, non può elaborare, soprattutto se siamo bambini, soprattutto se siamo adolescenti. E adesso vediamo come. Ho preso una strada strana, perché ho pensato che noi psicologi parliamo sempre solo della psiche, e io invece per parlare della psiche ho preso un po' la strada del corpo. Spero che non sia troppo strana per voi, però insomma ci proviamo. Allora, la paura, questo è il primo tema che volevo affrontare con voi, nel senso che quando noi definiamo il maltrattamento e definiamo gli esiti legati al maltrattamento, dobbiamo sempre avere in mente che per maltrattamento noi dobbiamo concettualizzare l'idea di una condizione che mette l'individuo di fronte ad una percezione di pericolo personale, dove in prima battuta sentiamo messa in crisi la nostra, come dire, capacità di sopravvivere, la sopravvivenza fisica, prima ancora della sopravvivenza psicologica. E nell'infanzia questo è ancora più vero, perché il bambino funziona con emozioni che sono molto connesse alla propria sopravvivenza fisica, e la paura è un'emozione, come dire, che va a minare pesantemente il senso, come dire, di poter essere vivi, di potercela fare. E l'altro aspetto è, come dire, che questa sensazione di sopraffazione, di paura, di pericolo per la vita fa andare in tilt, mette in crisi le capacità dell'individuo di sentirsi capace di contrastare la condizione maltrattante, di fare qualcosa per portarsi in salvo. Nel bambino è ancora più importante questo, perché il bambino pensa che ci sarà qualcuno che potrà fare qualcosa per farlo arrivare in salvo. E quindi questo è un primo punto del paradosso, no? Il sentirsi a rischio della vita e il pensare che qualcuno potrà proteggersi, ma capire che quel qualcuno che ci dovrebbe proteggere è quello che ci fa sentire in pericolo. Quindi questo è un punto centrale su cui parleremo. Il corpo, la paura tocca, prima ancora della mente, tocca il corpo. Noi sappiamo, gli studi di psicofisiologia, gli studi fisiologici, gli studi di neuroscienze ci dicono che il corpo è il primo, come dire, sensore e reattore rispetto all'emozione della paura, perché la paura ha a che fare con la sopravvivenza. E siccome io mi ricordo sempre che siamo stati anche animali prima di essere così evoluti, come negli animali il corpo reagisce subito, perché c'è bisogno di fare qualcosa per portarsi in salvo, per sopravvivere. E il corpo come reagisce? Attivandosi da un punto di vista ormonale a vari livelli, quindi mettendo in campo tutti quelli che noi possiamo chiamare meccanismi di difesa psicofisiologici di fronte alla paura, che servono tantissimo, ci servono per vivere. Quando siamo spaventati scappiamo, no? O attacchiamo, attacco e fuga, il sistema attacco e fuga, no? Di cui molto si parla, significa che tutto, come dire, il nostro corpo è teso a cercare di capire se ci possiamo proteggere
da soli, attaccando oppure fuggendo. Il punto qual è? Che quando, e quindi questa è una immagine che esemplifica bene come siamo, quando ci sentiamo in una condizione di pericolo che attiva la paura. C'è tutto un circuito complicato collegato allo stress, per cui abbiamo una iperproduzione degli ormoni legati all'attivazione del corpo e della risposta motoria, che ci servono per scappare, per fuggire se la situazione è troppo rischiosa, oppure per attaccare, no? Per difenderci attaccando. Il punto qual è? Che quando noi abbiamo vissuto nella nostra vita una condizione di paura, abbiamo attivato questo sistema con l'idea che la condizione terminasse a un certo punto. Quindi che le nostre capacità, che la nostra attivazione ci consentisse di scappare dalla paura, di risolvere la situazione e di ritrovarci in una condizione di protezione. Il bambino maltrattato invece affronta una condizione cronica di iperattivazione del sistema della paura, perché la paura che sta sperimentando in seguito alla condizione maltrattante che vive è una paura che non ha fine e rispetto alla quale qualunque tipo di attacco e qualunque fuga non è efficace. E anche se è efficace nel momento, non garantisce una soluzione della condizione di paura a lungo termine. Quindi molti lavori ci dicono che questi sono bambini, e poi lo vedremo sugli esiti negli adulti, che vivono in una condizione costante, cronica, di attivazione dei sistemi di risposta allo stress. E quindi crescono con un'attivazione. Vi faccio gli esempi classici: il cuore che batte forte, le mani che sudano quando dobbiamo parlare in pubblico, per esempio, ok? Il fatto che si diventa rossi se ci interrogano o se incontriamo una persona che ci mette in imbarazzo. Questi sono bambini che sono iperattivati in maniera cronica. Fino poi alcuni lavori ci dicono ad avere una sorta come di crollo di questa attivazione in una sorta come di impotenza appresa. Per cui capendo il loro corpo, prima ancora della loro mente, capendo che non si può fare niente, si arrende. L'altro aspetto è il cervello, non solo il corpo, gli ormoni, no? Il sudore, il cuore che batte e che arriva ai muscoli per scappare, ma anche il cervello risponde alla paura. E il cervello risponde attivando 3 aree, io ve le ho esemplificate, che sono, i nomi non importano, però per farvi capire, sono aree che presiedono alle funzioni cognitive di alto livello, quindi la corteccia prefrontale, l'amigdala che invece ci dà il significato emotivo degli eventi, e questo tornerà quando parleremo dei sintomi, e l'ippocampo che come dire, è una funzione sottocorticale che è deputata all'elaborazione delle informazioni che ci servono per l'apprendimento e la memoria, il ricordo degli eventi. Quando abbiamo molta paura, quando siamo esposti a condizioni traumatiche, queste aree cerebrali, come dire, hanno un disfunzionamento, funzionano diversamente dal solito. E quindi poi quando noi ci chiediamo perché i bambini maltrattati non apprendono, perché i bambini maltrattati hanno problemi di memoria o problemi di linguaggio, forse possiamo ricordarci che il loro cervello, prima ancora della loro mente, è stato esposto ad un funzionamento anomalo per molto tempo, che quindi ha, come dire, invalidato anche a lungo termine la loro possibilità di investire energie su altri apprendimenti, su altre competenze. Alcuni lavori infatti ci dicono proprio questo, che i bambini maltrattati subiscono modificazioni neuroanatomiche, quindi proprio nella struttura della configurazione cerebrale, proprio in quelle aree che vi ho citato prima. E anche che il metabolismo cerebrale, cioè il funzionamento del cervello, la capacità di funzionare del cervello, si arresta, si ferma come dire, in tutto il tempo in cui perdura la condizione traumatica. Tanto è vero che queste ricerche ci dicono che molti di questi bambini, come dire, risolta l'istituzionalizzazione, collocati in una famiglia affidataria o in famiglia adottiva, hanno un cervello che ricomincia a crescere, che ricomincia a funzionare, come se prima ancora che le strutture psichiche, le strutture biologiche del corpo del bambino si potessero fermare a fronte del fatto che l'ambiente intorno al bambino è talmente pericoloso che non si può crescere. Questo è un dato importante proprio perché siamo psicologi.
o assistenti sociali o educatori, proprio perché a volte del corpo non ne sappiamo così tanto, ma dobbiamo avere in mente che prima ancora della psiche, il corpo di un bambino esposto a maltrattamento a lungo nella crescita è un corpo che si ferma. Si ferma nella crescita ponderale, si ferma nella crescita staturale e si ferma anche nel funzionamento e nell'accrescimento cerebrale, che non è un dato da poco. È un dato importante sul quale noi dobbiamo riflettere a lungo. Vi ho fatto vedere il cervello perché guardate quante aree si fermano, cioè non è un pezzettino piccolo, no? Posto che anche di un pezzettino possiamo farne a meno, però qui magari un pezzetto qua, un pezzetto là, forse ci sfugge dal controllo. Però qui stiamo invece parlando di aree importanti per lo sviluppo, aree che poi, servono per le funzioni successive della vita, per gli apprendimenti, per i raggiungimenti professionali, per le relazioni future che questi bambini avranno. E allora come risponde la mente? Abbiamo visto il corpo, abbiamo visto il cervello, la mente. E la mente risponde con due strade estreme. E le due strade identificate da molta letteratura sono due strade che io vedo come due facce della stessa medaglia più spesso. La dissociazione e l'iperarousal. Cioè esistono soggetti, esistono bambini che nel corso dello sviluppo, nel corso della vita, continuano a mantenere quello stato di attivazione fisiologica, cerebrale e anche motoria in risposta ad una condizione estrema di stress e di pericolo. Come se il pericolo fosse sempre presente, okay? Come se il pericolo non cessasse mai. E anche quando sono al sicuro continuano ad avere sintomi legati all'iperattivazione. Per esempio un sobbalzare a qualunque rumore. Chi lavora di voi nelle comunità o ha avuto, bambini nella vita comune, penso più che, che in terapia, penso anche alla vita comune, no? Bambini che basta che voli una cosa piccola si spaventano, piangono, scattano con dei comportamenti anomali rispetto al tipo di stimolo che hanno ricevuto. Sono bambini in iperarousal, cioè come se il loro corpo, il loro cervello continuasse a funzionare a 1000, perché è come se il pericolo fosse sempre presente, quindi forse c'è sempre da scappare, c'è sempre da andare da qualche parte. L'altro meccanismo, altrettanto importante, forse per certi aspetti meno evidente, è il meccanismo della dissociazione. Perché il bambino esposto a esperienze estreme stacca il corpo dalla mente e costruisce un funzionamento mentale che va altrove rispetto al paradosso che sta vivendo. E quindi queste sono quelle ricerche che ci dicono che per esempio in età adulta o in adolescenza i sintomi dissociativi sono possibili esiti di esperienze estreme, cioè come se noi potessimo proteggerci da un pericolo estremo soltanto staccando la spina e quindi pensando di essere altrove, pensando di fare qualcos'altro, pensando che quello che stiamo vivendo non è davvero lì, che noi non siamo davvero lì, ma il nostro corpo è lì e sta affrontando quello che sta succedendo e la nostra mente è in un altrove. Laddove però nei bambini capita che resti in quell'altrove la mente, che quindi si strutturi in un aspetto dissociativo che perdura nel corso della vita. E allora ho cercato di fare delle strade, tre strade, no? Perché adesso abbiamo visto la paura, vi vorrei parlare del paradosso. Cos'è la situazione paradossale che vivono i bambini, esposti precocemente, esposti cronicamente a esperienze maltrattanti? Ho pensato di fare tre vignette, mi viene da pensare. Per esempio la mamma o il papà o il nonno, ho messo la mamma, ho messo il papà, ma giusto per dare così un volto, un nome. È cattiva? Come si può rispondere la mente di un bambino? No, la mamma è la persona a cui voglio bene e che mi protegge se o quando sono in pericolo. E allora qual è la soluzione a questo paradosso? È la mamma che è cattiva? No, la mamma non può essere cattiva. Io sono un bambino cattivo che merita di essere punito, picchiato, abbandonato. E comunque non posso fare nulla per salvarmi. Cioè quando gli adulti di riferimento sono molto pericolosi, più spesso il bambino sceglie di salvare gli adulti, perché gli adulti pericolosi sono anche gli adulti fondamentali della sua vita e da questo paradosso è molto difficile uscire diversamente. Un adulto, io faccio sempre l'esempio ai miei studenti, quando una relazione è pericolosa, cosa fate? E allora ridono un po' perché siamo psicologi e tutti ci siamo cacciati in relazioni non buone, no?
perché se no non avremmo scelto di fare gli psicologi clinici soprattutto. E allora ridono un po' imbarazzati, come dire, ma perché ci chiedi perché finiamo nelle relazioni pericolose? E io ve lo chiedo perché ne sappiamo qualcosa tutti. E allora fanno delle ipotesi qua, là, e poi dico, ma qual è la soluzione buona se una relazione è cattiva? Se una relazione ci fa male, la soluzione buona è andarsene, è lasciare, è interrompere, perché ci dobbiamo proteggere. Ma un bambino dentro una relazione che fa male, se l'altro è il suo adulto di riferimento, non può dire mamma io ti lascio, non può dire mamma io ti mollo, deve salvare qualcosa o qualcuno. E allora i meccanismi che emergono dalla letteratura sono che salva l'altro, perché l'altro è comunque la mamma, l'altro è l'adulto di riferimento. E questo è un aspetto importante secondo me, che torna nei processi terapeutici. Quando non possiamo distruggere i genitori di questi bambini in una terapia, ma dobbiamo salvare qualcosa, perché dobbiamo sapere che dentro questi bambini c'è anche un'idea di mamma che comunque è quell'unica, o di papà, insomma, leggete adulto di riferimento, che è comunque l'unica mamma o l'unico papà che quel bambino ha avuto. Cattivo, brutto, maltrattante, incapace, ma comunque legato e connesso alle esperienze del bambino. Un'altra strada che ho cercato di fare è il papà, il nonno o altri picchiano la mamma o i miei fratelli e non me, ok? Bene, io sono il figlio preferito, mi risparmio il dolore. Ma cosa può succedere quando io non sono a casa? Cosa devo o posso fare per salvare la mamma e i miei fratelli? Questa è un po' quella che potremmo definire anche come un percorso legato a una sorta come di sindrome del sopravvissuto, no? Cioè bene che io sono sopravvissuto, però quanto pericolo c'è in quella casa? Cosa potrei fare? Il bambino non può fare niente, perché è piccolo, perché non può stare sempre in casa a presidiare. No? Questi sono i bambini che a scuola ci dicono sono distratti, non si concentrano. Non si concentrano perché molte volte sono in iperarousal rispetto a quello che pensano potrebbe succedere a casa. E calcolano il tempo che manca rispetto alla possibilità di andare a controllare se a casa sono tutti vivi. Okay? Perché tanto il livello di pericolo che percepiscono non sul loro corpo, ma sulla, come dire, sul luogo e sulle persone che saranno altrove, che questo non gli consente di avere energie da investire altrimenti. E quindi il terzo punto, quando la paura è anche legata al piacere. Ho pensato che dentro, come dire, il maltrattamento non possiamo fare a meno di considerare l'abuso più volte, come dire, più connotato nel senso dell'abuso sessuale. E allora ho pensato, il papà o il nonno o altri ha attenzioni particolari nei miei confronti. Bene, sono il figlio o la figlia preferita, amata, no? È importante avere certe attenzioni. Ma tutti i papà fanno le stesse cose con i loro bambini. La strada migliore per essere amati da qualcuno è la seduzione. Cioè nel senso che uno dei temi importanti e centrali dell'abuso è il tema, come dire, che il paradosso si genera legato al fatto che più spesso l'adulto maltrattante è un adulto che seduce, è un adulto che fa sentire amati, particolarmente amati, anche, come dire, contro una mamma, contro gli altri fratelli o le altre sorelle che non sono, come dire, oggetto delle stesse attenzioni. E dentro questo tipo di paradosso una domanda è, ma questa è la cosa normale che si fa nelle famiglie? No? Io ho avuto, molti anni fa, ho avuto questo colloquio che ancora ricordo con questa ragazzina abusata dal padre, che mi diceva, ma io in fondo, cioè, sono la donna preferita di casa. Io sono meglio di mia madre, sono meglio di mia sorella. Io sono l'amante di mio padre perché mio padre ama me. Questo è un costrutto importante perché noi sappiamo quanto è paradossale, ma nella mente di un bambino che cresce in un contesto paradossale, questa è la realtà quotidiana. E ci vorranno molti anni perché questa bambina o questo bambino si chieda, ma gli altri papà, le altre mamme fanno le stesse cose? E per cui si chieda anche, ma se io non seduco qualcuno, come farò a entrare in relazione con lui o con lei? No? Questo è un altro tema per cui poi i bambini abusati tendono a essere oggetto di altri abusi perché usano questo canale patologico nella relazione. E allora, molti autori ci dicono che le compromissioni sullo sviluppo sono molte, sono varie,
In particolare il tema è quello della relazione, dell'attaccamento, nel senso che l'attaccamento e la teoria dell'attaccamento che tutti conosciamo è una teoria che si fonda proprio sul costrutto della protezione, cioè sul fatto che l'adulto di riferimento è tale nella misura in cui è in grado di proteggere fisicamente e psicologicamente il bambino. Quindi in linea generale io darei una definizione forte, che in età evolutiva il maltrattamento è sempre un trauma, e il trauma è sempre un trauma interpersonale, cioè nel senso che in età evolutiva non esiste mai una condizione maltrattante o traumatica scollegata dalle relazioni significative della vita del bambino. Perché anche nei casi in cui il maltrattamento non è perpetrato dagli adulti di riferimento, sicuramente siamo di fronte ad adulti che non riescono a proteggere, ad adulti che non riescono a svolgere adeguatamente la loro funzione. E quindi comunque il bambino si trova da una parte la condizione maltrattante e dall'altra una condizione di inadeguatezza delle figure genitoriali, di inadeguatezza delle figure che dovrebbero fornire la protezione. E ancora una volta torno sul corpo. Alcuni lavori ci dicono che in questa condizione le aree evolutive compromesse non sono soltanto le aree psichiche o le aree cognitive, è anche lo sviluppo fisico del bambino, è anche la malattia fisica del bambino, no? Diceva Cesarina che per un caso emerso ce ne sono almeno 9 che noi non conosciamo. Per esempio i bambini che si ammalano spesso, i bambini che non crescono, non in sempre, non in tutti i casi, però sono bambini ai quali dobbiamo iniziare a prestare attenzione, perché il corpo in età evolutiva parla, il failure to thrive, che è questa sindrome strana per cui il bambino anche a fronte di un'alimentazione mediamente adeguata non raggiunge i livelli di peso e di altezza per l'età. È una sindrome che per esempio è molto studiata in connessione col maltrattamento. Come il cervello che si ferma, anche il corpo si ferma. Cioè come se non ci fosse possibilità, no, di evolvere in qualche misura. Perché il pericolo intorno è talmente forte, talmente elevato che bisogna stare fermi fondamentalmente. Questo io credo che sia un tema importante. Come gli animali, o quando hanno paura, oppure non so, come gli animali che si mimetizzano con l'ambiente, no? Così forse il pericolo passerà e io poi pian pianino riprenderò. Però il punto è che se il pericolo non passa mai, io resto fermo e quindi arresto i miei livelli di sviluppo. In termini evolutivi, io come dire, mi occupo molto di psicologia, di psicopatologia dello sviluppo. In termini evolutivi, io faccio sempre un pochino una sorta come di bilancio, no? Ecco, io penso sempre ai bambini come individui che nascono con una sorta come di carte, no? Come il giro delle carte. Io non sono una brava giocatrice, ma i bravi giocatori dicono ho avuto una mano buonissima di carte, no? Cioè, ognuno ha il suo giro di carte, alcune buone, alcune meno buone, non importa, però l'importante è che la vita ci dia la possibilità di giocarcele. I bambini esposti a queste condizioni devono giocarsi tutte le loro carte subito e presto per cercare di sopravvivere. Quindi non possono utilizzare le carte del loro giro per crescere, molto spesso, perché la sopravvivenza è prioritaria. E questo è un bilancio clinico che noi dobbiamo fare. E arriviamo agli esiti dell'esposizione, perché è qualcosa su cui mi volevo un attimo soffermare. Poi mi dici che tempo ho? Sono nel mio tempo. Ecco. Allora, i lavori ci dicono, io ho citato questo del 2010, che tra l'altro è pubblicato in un testo che vede raccolta di studi internazionali pubblicato in italiano, quindi se vi interessasse almeno non dobbiamo sforzarci a leggere in inglese. È un insieme di ricerche molto interessanti che ho cercato di mettere insieme per voi questa mattina. I lavori di ricerca ci dicono che gli esiti dell'esposizione precoce a condizioni maltrattanti o traumatiche sono esiti pesanti, importanti, a breve e a lungo termine. E vedete che toccano tutte le aree che ho cercato di descrivervi all'inizio del mio intervento. Quindi le funzioni cognitive, le funzioni esecutive e la memoria, che sono quelle funzioni che ci servono a pianificare le nostre azioni, a pianificare i nostri progetti quotidiani. Oggi ognuno di noi penso che qui ha una pianificazione della sua giornata, adesso siamo al congresso, poi faremo qualcos'altro, quindi sono funzioni molto evolute ma che servono all'individuo anche nella vita quotidiana. E le funzioni di memoria, quindi il ricordo di quello che è successo, il ricordo dei traumi vissuti. Sulle funzioni cognitive
credo che possiamo fare una riflessione importante quando noi troviamo i ragazzini in comunità che non riescono a pianificare la loro giornata, che gli diamo un compito, ne fanno un pezzetto e poi lo perdono. A volte sono perché non hanno voglia, a volte ci stanno un po' prendendo in giro perché sono adolescenti, a volte però hanno, come dire, un funzionamento cerebrale che si interrompe perché sulla base delle loro esperienze traumatiche la loro organizzazione cognitiva è diversa, è divergente dallo sviluppo e dall'organizzazione cognitiva di bambini cresciuti in altri contesti. E quindi da cui, no, voi vedete l'adattamento sociale lavorativo e altre sindromi cliniche, è chiaro che insomma, le condizioni estreme, ma mi volevo soffermare su questi due aspetti che io trovo molto interessanti e che la letteratura, soprattutto internazionale, ci sta sempre più fornendo. Cioè il fatto che l'esposizione al maltrattamento conduce ad esiti fisici, ancora il corpo che ritorna, tanto che le aspettative di vita di individui esposti precocemente a maltrattamenti, abusi e traumi sono di 20 anni al di sotto della popolazione generale. Cioè queste sono persone che si ammalano spesso, che hanno una qualità della vita piuttosto bassa anche dal punto di vista della salute fisica e che muoiono prima. Quindi abbiamo una generazione, abbiamo una popolazione di bambini che rischia di, come dire, di avere malattie croniche anche a lungo termine nella vita e fondamentalmente di morire giovane. Quindi il tema del maltrattamento è un tema veramente, veramente cardine del nostro mestiere. Oltre il fatto che pone un problema centrale, qui ci sono anche degli amministratori, non soltanto dei tecnici, e che pone un problema di costi. Sono bambini, sono adulti che avranno bisogno di assistenza a tutti i livelli, sociale e sanitaria, direi per tutto l'arco della loro vita. Che in termini, come dire, politici e in termini economici costituisce un grosso problema amministrativo questo. Cioè significa che non arrivare in tempo e non agire adeguatamente genera una popolazione di persone che fondamentalmente saranno in carico a servizi di vario genere lungo l'arco della loro vita. E non penso soltanto ai servizi psicologici, penso per esempio anche ai servizi medici, ai servizi, come dire, di impiego, ai servizi che implicano le collocazioni lavorative. Quindi è un tema forte, è un tema importante. Quindi, pensare al maltrattamento. Sempre i minori, io ho pensato a questo, prima di arrivare a quello che penso che potrebbero essere le nostre conclusioni. Poi se avete delle domande me le potete fare. Sempre i minori maltrattati saranno adulti sofferenti, perché almeno una volta nell'infanzia hanno pensato di morire e di meritarlo, dal momento che il pericolo erano gli adulti fondamentali della loro vita. E ci vogliono molti anni di vita per capire che non sarebbe dovuta andare così. Pensando alla terapia, per esempio, pensando ai clinici che lavorano con questi bambini. Pensare al maltrattamento ci deve portare ad agire sul maltrattamento. Il primo punto è la prevenzione, no? È chiaro che arrivare prima, arrivare presto, arrivare prima è un punto centrale, un punto cardine del nostro lavoro, prima ancora dei modelli di intervento. E io ho penso che non sia solo un tema di servizi, credo che ci sia anche un tema di privato sociale e di società civile, cioè prevenire significa attivare, non è un caso che questo congresso finisce un mese di sensibilizzazione, sensibilizzare significa che non siamo solo di fronte ad azioni tecniche che possiamo fare, noi possiamo pensare a programmi di prevenzione, pensare, come dire, a strategie capillari sul territorio, ma c'è anche qualcosa che prescinde e che deve arrivare sui territori, sulle agenzie in cui bambini e famiglie arrivano anche in maniera informale, proprio perché non si tratta di servizi, proprio perché non si tratta di tecnici che lavorano con degli obiettivi specifici, ma si tratta di luoghi di aggregazione, di luoghi di vita comune, in cui bambini e famiglie possono essere accolti e in cui un disagio anche di lieve entità può sempre di più essere, come dire, osservato prima che arrivi ad un maltrattamento conclamato, ad una trascuratezza conclamata. L'altro aspetto, sono di parte, è la ricerca, perché io di questo mi occupo. Lavorando all'università, finché ce la faranno fare, è un privilegio fare ricerca, perché la ricerca io credo che abbia fondamentalmente come dire, l'obiettivo non soltanto scientifico, ma anche etico,
di aiutarci a trovare strumenti di screening e di individuazione precoce. In altri paesi, io ho una collega che lavora molto con i servizi sociali a Londra, in Inghilterra, come dire, dove stanno facendo questo studio, questo lavoro molto importante sugli strumenti di screening, cioè strumenti che ci aiutino rapidamente, senza stressare troppo il bambino, ma in maniera abbastanza focale, abbastanza puntuale, a farci capire se siamo di fronte ad una situazione soglia o su una situazione già conclamata. Quindi per darci modelli di intervento tempestivi. L'altro aspetto sono i sistemi diagnostici. Se volete lo riprenderò, non l'ho approfondito perché parlando il filo del discorso mi portava più a questo punto. Ma noi abbiamo un grosso problema di definizione diagnostica, per esempio per quanto riguarda il disturbo post-traumatico da stress nell'infanzia. Noi abbiamo un problema di criteri, per cui i bambini molto piccoli, per esempio, difficilmente rientrano nei criteri diagnostici, ma per il fatto che i criteri diagnostici non sono declinati in termini evolutivi. E quindi presuppongono che un bambino sappia parlare, possa parlare adeguatamente di una condizione estrema che gli sta capitando. Questo è abbastanza improbabile, se non impossibile in certe fasi della vita. Esiste, come dire, una task force su questo, che è la task force del DSM, della classificazione 03, che sta molto lavorando, cercando di, come dire, delineare un algoritmo specifico per la diagnostica del post-traumatico da stress nell'infanzia e anche nella prima infanzia, perché ci ricordiamo di quel 30% di popolazione che al di sotto dei 3 anni si interfaccia con eventi estremi, quindi siamo di fronte a bambini molto piccoli che non hanno un chiaro uso del linguaggio, dove anche aspetti, come dire, proiettivi o per esempio i disegni non sono adeguatamente identificativi della realtà che sta vivendo il bambino o della percezione che il bambino ha di quello che gli sta accadendo. Laddove il bambino comunque sa che gli sta accadendo qualcosa che gli fa male. L'altro aspetto è questo, l'idea di poter pensare progetti di ricerca multimetodo e multicentrici, perché un centro da solo, un'università da sola, un dipartimento da solo, un ASL da sola, un servizio da solo, può fare molto, ma io credo che se ci mettiamo in rete con dati condivisi, con banche dati condivisi, forse possiamo avere delle linee di pensiero più chiare sulla prevenzione, sullo screening e anche sul trattamento. Perché l'altro aspetto è questo, come intervenire. Ho quasi finito. Sì, ma ce la posso fare. L'altro aspetto è questo, come intervenire. Sempre di più credo che uno sforzo e una sfida sia quella che anche noi psicologi, benché con approcci diversi, quindi senza abdicare al nostro approccio di riferimento, che ovviamente deve essere rispettoso della soggettività della persona, del tempo della persona, però abbiamo bisogno di confrontarci con i tempi e con la prova dei trattamenti. Cioè abbiamo bisogno di mettere in campo trattamenti che abbiano tempistiche focali e brevi, soprattutto nella prima infanzia, soprattutto nell'infanzia, che consentono al bambino di riprendere un pochino i propri processi evolutivi. Laddove poi le cose più profonde, le cose più importanti, forse le possiamo riprendere, ma dove lo sviluppo è ricominciato, un po' di vita è ricominciata a circolare. E l'altro aspetto importante, che è un po' scomodo, lo so, è una sedia sulla quale si sta scomoda, è quella della verifica dei trattamenti, cioè la possibilità di implementare trattamenti che possano essere verificati, con obiettivi specifici, piccoli magari, non salveremo tutto il mondo e probabilmente non sono modelli terapeutici che ci soddisfano se l'obiettivo è ripristinare un benessere complessivo a lungo termine e ristrutturante dell'individuo. Ma su questi temi, interventi focali, c'è un'ampia letteratura su questo, ci sono molte tecniche, alcune, come dire, più intelligenti e più importanti, altre meno, ma io direi che comunque una riflessione noi la possiamo aprire, la possiamo fare su tecniche focali, su tecniche brevi, che consentono al bambino di riprendere i propri processi evolutivi, ma anche che consentono a noi di verificare gli obiettivi del trattamento, non solo perché i nostri servizi così possano continuare a vivere, perché se non verifichiamo, purtroppo penso che uno dei rischi anche della nostra professione sia quella che rischiamo per esempio di non avere prova del lavoro che stiamo facendo e quindi a cascata, non potendo verificare cosa stiamo facendo, forse non stiamo facendo nulla. Lo dico in maniera paradossale, ma in qualche misura è anche, come dire, un compito, un esercizio, quello che quanto più è stato estremo il paradosso a cui sono stati esposti questi bambini, tanto più forse noi possiamo darci l'obiettivo di essere chiari
puntuali, onesti nei loro confronti e cercare di ripristinare e di ristrutturare piccoli pezzi ma significativi per il loro percorso di vita. Io vi ringrazio tutti per l'attenzione.